corri più veloce del vento e il vento non ti prenderà mai. Corri ancora adesso, lo sento, sta soffiando sopra gli anni tuoi. Dammi la mano, fammi sognare, dimmi se ancora avrai al traguardo ad aspettarti qualcuno pure no. Dimmi cos'è che fa sentire il vuoto, che ti toglie tutto e fa finire il gioco. Dimmi cos'è dentro di te, dimmi perché. Cerchi in questo giorno d'inverno il sole che non tramonta mai. O cerchi in questa stanza d'albergo solo e sempre con i tuoi guai. Dammi la mano, fammi sognare, dimmi se ancora avrai al traguardo ad aspettarti qualcuno pure no. Dimmi cos'è che fa sentire il vuoto, che ti toglie tutto e fa finire il gioco. Dimmi cos'è dentro di te, dimmi perché. Fa sentire il vuoto, che ti toglie tutto e fa finire il gioco. Dimmi cos'è dentro di te, dimmi perché. A braccia alzate verso il cielo, nella notte te ne andrai e a pugni chiusi sulla vita la tua vita graffierai. Dammi la mano, fammi sognare, dimmi se ancora avrai al traguardo ad aspettarti qualcuno pure no. Dentro di te, dimmi perché. Dimmi cos'è dentro di te, dimmi perché. Manuel, vai! Intanto signori l'applauso per il portacolore della Fiummicinese Manuel Vannucci che va a transitare sul prima ascesa di giornata. Manuel Vannucci della Fiummicinese Fight Adriatica è il primo che è andato a transitare gruppo che ha un centinaio di metri di svantaggio. Capitanato, l'applauso lo vogliamo fare anche per loro di incitamento con il dorsale 99 Paolo Riva che capitana il grosso del gruppo. Vediamo, non c'è stata ancora selezione, prima salita di giornata che non è stata presa a forte andatura. Vediamo che però un po' di selezione c'è
Fiumichinese, la Calcara, la San Lazzaro, il team ceretolese pedale azzurro rinasce. In questo posto dove io sto mi chiamano Marco il ciclista, ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti, non so neppure se ero un pirata, strappavo la vita col cuore e coi denti, e se ho sbagliato non me ne sono reso conto, ho preso le cose fin troppo sul serio, ho preso anche il fatto di aver ogni tanto esagerato per sentirmi più vero. E ora mi alzo sui pedali come quando ero bambino, dopo un po' prendevo il volo dal cancello del giardino e mio nonno mi aspettava senza dire una parola, perché io e la bicicletta siamo una cosa sola. Mi rialzo sui pedali, ricomincio la fatica, poi abbraccio i miei gregari qua su in cima alla salita, perché quelli come noi hanno voglia di sognare. Io dal passo del Pordoi chiudo gli occhi e vedo il mare e vedo te e aspetto. Ed è Pantani che scatta continua, Pantani si alza ancora. Adesso mi sembra tutto distante, la maglia rosa e quegli anni felici, il Giro d'Italia e poi il Tour de France, ed anche gli amici che non erano amici. Poi di quel giorno ricordo soltanto una stanza d'albergo ed un letto disfatto, e sono sicuro di aver anche pianto, sono sparito in quell'attimo esatto. E ora mi alzo sui pedali all'inizio dello strappo, mentre un pugno di avversari si è piantato in mezzo al gruppo, perché in fondo una salita è una cosa anche normale, assomiglia un po' alla vita. Nulla da fare perché sono compatti, sono fermati, uniti in sopra qui al comando. È uno sprint che è già lanciato, uno sprint che è lanciato, vediamo le maglie della Saterno di Imola di Matteo Montefiori. Fiumichinese in testa all'applauso, signori, per quella che è il campionato regionale 2018, la maglia va a Mattia Casadei. Mattia Casadei della Fiumichinese vince il campionato regionale. Lorenzo Beccaroni alza, trionfa le braccia. E continuiamo l'applauso per tutti, per il gruppo, l'arrivo del gruppo, l'applauso del Fiumicino. Rappresentante di Masani Matteo, la maglia Park, il fiere cooperativo, la pasticceria Casadei, la SIL, la batteria, Ideal Tetti, poi abbiamo l'autoservice DNG, la TDS Design, il laboratorio Samoese, la Global. Allora Alexander, adesso abbiamo il vincitore della società, no scusate, abbiamo il vincitore dove la vestizione della maglia sarà quella del vicepresidente del comitato regionale per la Federazione Ciclistica Italiana, Alessandro Ferraresi, e io già fanno presagire che c'è festa in casa Fiumichinese con 1:59 la media dei 39, 781 Mattia Casadei a indossare la maglia di Tazzone regionale Emiliano Romagnolo 2018. Alessandro Ferraresi, vicepresidente della federazione per l'Emilia Romagna, consegna la maglia giallo-rossa della regione a Mattia Casadei. La coppa, la consegna di fine sarà da parte della Miss Arianna, nipote di Vittorio. Ecco, l'Arianna è già pronta. La coppa sarà consegnata dal primo cittadino di Savignano, Filippo Giovannini. E allora, prima la Miss, facciamo vedere prima la Miss. L'applauso anche per Arianna, la nipote di Vittorio Berardi.
10. Ragazzi, complimenti a tutti, rimanete ancora un istante lì ragazzi, rimanete perché dobbiamo dare ancora 2 coppe. Tanto per le foto invitiamo tutti a posizionarsi davanti ai corridori. Allora, la società del vincitore, la consegna della coppa arrivata nel liceo della Pasqua. La consegna alla società del vincitore, chiamiamo i direttori sportivi Gianluca Maffi della Fiumicinese Bike Adriatica e Gianluca Lucchi, li chiamiamo entrambi, i 2 direttori sportivi. Chiamiamo i direttori sportivi a cui viene consegnato il trofeo del secondo ramo della Vittoria Berardi, a cura di Nicola della Pasqua. Allora, ultima premiazione di giornata con, non c'è Doriano Penali il presidente, Montanari assente, ma chiamiamo il direttore sportivo della Fontenure, che è la società che ha piazzato il maggior numero di atleti, eccolo qua, nei primi 10. E allora il primo cittadino consegna alla società con il maggior numero di piazzati nei primi 10, che è la Pontenura, il trofeo. Signori, gentili signore e signori, l'applauso, l'ultimo applauso per il quadro del secondo Memoria Vittorio Berardi, campionato regionale Emiliano Romagnolo 2018. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes